Non venite in Piemonte con me perché vi porto in brutte strade. Oh, cadute! Che dite? Piacere. Dove? Sì. E ce ne andiamo a casa. Non è stata proprio una giornatina, non è che siamo andati a raccogliere le margherite. Però bello. Cioè, guardate dove siamo. Buongiorno amici, cazzo che freddo, c'era umidità pazzesca, la tenda fuori è bromba, dentro quasi poteva anche piovere dall'umidità e freddino in tenda, quindi calzamaglia, calzetti grossi, maglia di lana di seta addosso per dormire, pile Decathlon e saccappello da 0 gradi e comunque sentivi il freddo, rumori di vacche, di campane. Le moto le abbiamo messe qua perché dicono che devono stare in parcheggio, se no ci danno una multa. Siamo svegliati qua alle 7, con Max stiamo andando verso il rifugio. Vorrei lavarmi i denti e possiamo farlo anche tutto wild, la pipì, però visto che c'è il rifugio proviamo ad andare lì. La doccia ce la facciamo oggi pomeriggio, visto che avranno il tempo di scaldare l'acqua. Perché ieri sera era congelata, abbiamo usato le salviette, ma non eravamo luridi per fortuna. Il mio stivale sinistro sta bene, quello destro dentro è un po' umido ancora, quindi porto i calzetti lì sperando che riesco ad asciugarli, ma poi in giornata viene su un sole qua che scalda tutto. Ecco, piano piano si stanno alzando tutti e niente, facciamo colazione, iniziamo la giornata con calma e poi risaliamo lo Jefferau. Sì, io il francese, però solo ieri mi hanno detto come si dice. No, lo Jefferau, il sommelier. Non ho ancora imparato a dire Jefferau, lo chiamo Jefferau. Vabbè. Andiamo a svegliarci. Questo è il rifugio. Dietro al rifugio, come vedete, in questa parete enorme ci sono per tutta la notte questo rumore di cascate. Sembra veramente, non sono mai stato in Norvegia, però sembra una cosa del genere, no? Max, come te la sei passata la notte? Abbastanza freschetto. Freschetto. C'è tanta umidità questa notte e anche se il cappello non ti bastava tanto. Fantastico. Ci siamo ripigliati, come vedete è uscito il sole e uscendo il sole
c'è un tepore pazzesco che inizia e gli animali che si svegliano. Mi hanno detto che c'erano le marmotte che correvano tra di loro, si rincorrevano come delle matte. Io non ho mai visto una marmotta, dai, prendetemi per le chiappe. Dove sono queste marmotte? Bello, c'è il sole, laghetto, cagnolini, soliti gli asinelli che prima si passeggiavano qui, sempre il rumore delle vacche. Si sta svegliando tutta adesso. Adesso vado verso la tenda, sono riuscito a mangiare, andare in bagno, farmi i denti, c'è il servizio qua al rifugio. Aspetta che ci sono anche cacche di cani in giro, stiamo attenti, ovviamente siamo in mezzo alla natura. Sì, fate un salto qui che sono cattivissimi al rifugio Scarfiotte, vi tratteranno benissimo, angeli. E ho preso anche l'ora adesivo a €1 così lo metto sulla moto. Ora torno in tenda e poi con calma ci organizziamo e partiamo e andiamo su. Abbiamo tutto il giorno per godercelo. Là abbiamo le moto, ora vi faccio vedere le tende. O si fa il giro largo per di là, però non ho voglia, quindi passo per di qua che c'è un po' di melma, ma ho gli stivali, splash. E abbiamo la nostra area campeggio. Eccoci qua. Qua c'è la mia tenda, è uscito il sole. Come vedete mi sono portato la ragazza qua, sulla tenda. Mi raccomando, non si deve parcheggiare la moto fuori dai parcheggi, se no arriva la forestale e dà la multa tutta. I ragazzi sono pronti, mi stanno solo aspettando al sole. Sono qui con Salvo. Salvo, tutto ok? Tutto ok, Salvo. Adesso prepariamo la moto, che ci siamo, e proviamo a salire e goderci lo spettacolo che ci apparirà di fronte. Lo so che stavate aspettando solo me, ma ve lo chiedo lo stesso, siete pronti? No? Allora vado a sistemarmi. Ecco, questo era il posto dove ieri mi sono lavato i pantaloni perché l'ho presa di cattiveria. E adesso ho i pantaloni giusti per non lavarmi. Allora, si parte così, avendo il nostro bel Scarfiotti a sinistra e salendo per questa bella strada sterrata che via via si farà sempre più aperta, panoramica, con una bella valle attorno e poi una strada un po' più impegnativa alla fine per salire. Guarda che mi stanno aspettando, sta facendo la foto ovviamente. Guarda che spettacolo, guarda che spettacolo. Qua ci facciamo una foto, per forza. Sono tutti tornanti adesso così, guarda che pietre, fantastico. Guardalo, guardalo. Ciao. Eravamo proprio là sotto e iniziano a venire su anche moto, un bel KTM. Ragazzi, guardate questo come è venuto su e come sta andando su con questa bici. Ma lei è un trattorino, va su ovunque. Ecco qua, noi siamo saliti per di qua. Guardate, 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 guardate. Ciao, fantastica. C'è una moto che sta salendo in due. Guarda là, è un Tenere. Mi sembra, stanno salendo in due. Non lo so, Afghanistan, Pakistan. Dove siamo? Siamo nel tetto d'Europa. Raggiungeremo la strada. Siamo nella strada sterrata che ci porterà nel posto più, guarda là, più alto d'Europa. Sì, l'hanno fatto con la Goldwing, lo fanno in moto in due. Noi lo facciamo con l'Himalaya e si fa anche in bici. Fatela, guarda, guarda. Ciao.
Allora, la temperatura, la IMA mi dà 22 gradi, quindi vuol dire che sarà un po' meno. Dicevano infatti che comunque è freschetto, ma ragazzi, facendo ste strade sudi. Io ho il casco dentro, brombo, giacca straforata con una magliettina antisudore sotto, sono veramente caldo. Bello, bello, bello. Chissà su ancora cosa sarà, più lunare. Ci facciamo questi altri tornanti e vediamo. E si sale, siamo al di là della montagna. Fa freschetto, inizia a far freschetto, a parte che sono sudato. Siamo dietro la montagna, ma è per di qua, sì, discesa. Fantastico. ABS tolto. Sì. Bellissimo. Che figata! Vediamo che faccia avete. Puttana troia. Ho fatto di quei riprese col drone mentre mi seguiva. L'hai mollato, sì, però sei un bastardo perché non l'hai attaccato con noi. Taccalo Lo facciamo adesso. Prima abbiamo fatto sosta e sono tutti elettrizzati. Guarda, guarda, guarda. Com'è? Che figo. Siamo tutti felici come i bambini. Stavamo discutendo perché qua il signore, ti dico il signore, quel bravo ragazzo, uno di questi bravi ragzi, è andato a Caponord, Giovanni, e ci sta dicendo che, dai, dacci la tua opinione. Che uno va a Caponord magari per fare la Trostigen, che è una strada stupenda, ma qui il paesaggio è uguale se non migliore e grande 100 volte tanto. Fantastica. Una cosa stupenda. Allora, ho posizionato la videocamera per fare la ripresa a tutti che passano su questo guado e io sarò l'ultimo. Sono stanchissimo, ragazzi, sono stanchissimo, sudato, stanco, sete. Adesso vi mangio un po' di frutta secca. Comunque tutti pensano per me è la prima esperienza in off figa con gruppo. E sapete tornare bambini? Io è da tanto che non mi sentivo questa emozione. È come da ragazzino quando ti trovi con gli amici e andare a giocare a partire. Cioè, sono un bambino, mi sto divertendo! Pronti? Ah, ciao! Mi sono lavato tutto, ma va bene. Ragazzi, questo qua arriverà su prima di noi. Guarda. Eccoci qua, ragazzi. Paesaggi così.
tutta pietra, anche per terra pietre. Qua si fa molto, se prima era tutta sabbietta, qua è proprio duro. Bello, fantastico. Tornantino. Porca troia, spero di aver rotto qualcosa. Per fortuna ho la paracoppa sotto, dopo controlliamo. KTM, quelli di prima, io fretta non ce l'ho, tanto faccio riprese, stanno venendo su altri. Ciao! Stancante, sudante, anche se fa freddo sudi, signori, la strada per il sommelier, fantastico. Cerco un posto dove fare una foto, va. Guarda che bello là, con calma andiamo su. Sì, siamo quasi alla fine, secondo me. No, veramente non si può passare? Non si può passare? Ah, ok, siete tutti fermi qua. Ragazzi, sono gli ultimi metri all'arrivo. La parte finale sì, ardua. Vedete che passo a sinistra. Ardua, e la stanchezza almeno per me si fa sentire. Qua è paradiso, paradiso, paradiso. Bellissimo. Oh. Oh. Dovremmo esserci. Sì, una volta c'era anche la funivia che ti portava su. Madonna che pietre. Abbiamo finito le pietre cattive, ora c'è terra. Bello bello sommelier, cazzo. Porco. Ci siamo insomma, eccoci qua. Oh, senti che freddo. Oh. Cazzo ci siamo. Guardali, spettacolo. Oh, spettacolo.
Che dite? Spettacolo. Merita, spettacolo. Bellissimo. Che se vanno su Con lei si va su benissimo, tranquilli. Va dappertutto. Ragazzi, sommelier è in cima. Ragazzi, ci siamo. Dopo la storia in Facebook, in Instagram, devo farlo anche qua per finire il video. Sto usando il microfonino della Pocket perché qua c'è tanto vento e so che non mi sentirete. Giro la videocamera perché questo è più bello di me. Siamo arrivati in cima al sommelier. Sono stanco, felicemente stanco, che non sono un motociclista che fa queste cose tutti i giorni, ma la felicità e l'adrenalina ti porta su. L'Himalayan sono andate su come delle matte tranquillamente, anche la V-Strong, anche lasciamo stare il CRF, va su come anche in mono. Questo è il bellissimo laghetto. Vorrei farvi il volo col drone, ma anche qua non lo voglio fare perché c'è tanto vento e ormai ho le batterie scariche, preferisco tenermele per qualcos'altro. Siamo arrivati qui, adesso facciamo pausa, mangiamo qualcosa per riprenderci e qualcuno si è portato il fornellino per farsi pasta, riso e quant'altro. Io non avevo voglia di portarmi su queste cose metalliche, il gas, e mi sono portato via solo frutta secca, queste cose qua. Sono proprio stanco, scusate, ma sono proprio stanco perché sono veramente una cacca. Fantastico qua, ragazzi, guarda, siamo a 3000 metri, quindi qui, forse qua mi sono abbassato di 5 metri, possiamo andare a piedi fino a là, ma abbiamo portato l'Himalayan nel posto più alto della strada d'Europa. Ecco, e abbiamo l'acqua, adesso vi butto in acqua. Guarda qua come si specchia, fantastico. Fantastico, bello. Continua a dire bello, cosa volete che dica? Allora, un commento alla stampa. Magnifico, un posto stupendo, sono contento di avercela fatto con la mia V-Strom che pesa, però adesso sono felicissimo. Grande Salvo. Commento alla stampa. No, si stava dicendo che è un posto stupendo, ma è l'esperienza complessiva, la strada per venire su, perché è tutto uno, è un'esperienza veramente eccezionale. Non è solo il posto che è. Io aggiungo anche la brutta gente con cui vieni su, proprio. Ecco, quella mancava. Ragazzi, ciao, ci riposiamo. Pazzesco. Troppo vento. Qua vorrei stare mezz'ora qua a contemplare questo panorama. Da sotto eravamo noi, adesso troppo vento. Guarda, finalmente c'è qualcuno che mi fa le foto. Perché non te le fa mai? No, cazzo che vento. Amanti della montagna, delle camminate, del trekking. Guarda là, un tipo si fa tutta una passeggiata fino a su, non si sente un cazzo. Adesso proviamo a scendere e ci ammazziamo. Ciao! Ciao, salutiamo. Ciao. Perché è andato? Volevo fare la foto che voi andate via. Vabbè. Bellissimo. Eccoci ragazzi, salutiamo questo paradiso terrestre che abbiamo in Italia. Lì c'è la Francia, quindi vabbè dai, è di tutti, vabbè non dico cacchiate. Sono stanco e sono felicissimo ragazzi, sono felicissimo perché è stato bellissimo tutto. Salire con brutta gente è proprio difficile. Ora torniamo giù. E sarà bella tosta andare giù, figo. Bene. Figo.
veramente abbiamo fatto questa strada all'andata, non che credo, cioè tiravamo così tanto che non ci siamo accorti che strada abbiamo fatto. Guarda qua che paesaggio, in discesa, guarda, io non voglio più andare via, non si può andare via da di qua, cioè non si può arrivare in cima. Non possiamo arrivare in cima, ragazzi, non possiamo arrivare in cima, perché quando arrivi in cima finisce tutto. Va bene, dai, gli altri sono lì, li vediamo, qualcuno ancora sale, noi stiamo andando giù. E al secondo giorno ho trovato il titolo per questo racconto, che sarà: li avete mai fatti 3 giorni? O 5, visto che c'è anche il viaggio raccontato, che comunque è un racconto in emozione. Guarda che bello, guarda, li avete mai fatti 3 giorni? Anche perché pensandoci ora ci siamo emozionati così tanto che poi a un certo punto ho detto: ragazzi, e abbiamo appena iniziato, questo sarà il posto più bello, perché ho visto il sale, sì è figo, ma qua è bello, è bellissimo, a Siete tutto sarà bellissimo, ma per dire, abbiamo visto questo, ce lo siamo vissuto, ma ce ne sarà ancora tanto da vedere: il sale, la Sietta, le finestre, forse riusciamo a fare i cannoni, e passiamo in Francia, dei passi meravigliosi. Guarda qua se si va giù. Quindi se siete qua a guardare questa seconda puntata, tenetevi forti, mamma mia, perché ce ne sarà ancora tanto di bello. Guarda qua, guarda, cose che noi non abbiamo. Cioè il Piemonte è una figata, piemontesi, baciatevi le mani, e comuni di Piemonte, comuni del Piemonte, iniziate a sfruttare di più sta cosa come fanno i francesi, che questa roba di turismo, mamma mia ragazzi, è una figata. Quanta gente porta su di moto, di biciclette, bello. Continuo, guarda che bei tornanti. Comunque sì, era molto più bello salire, almeno la tiri. Qua in discesa vai piano, sono senza ABS, quindi ogni tanto sgomming per girarti. Guarda qua, bello. Vado giù? No. Elena mi vuole a casa tutto intero, e anche Bruno, piccolo amore. Stamattina alle 5:30 mi sono svegliato, a parte che ci siamo svegliati ogni mezz'ora perché faceva freddo e tutto, ma ho sognato di sentire Bruno che grattava la porta per uscire, e ho aperto gli occhi e ho detto: ma che cazzo amore. Va bene, guarda qua che spettacolo in discesa, spettacolo. Ora Salvo, bravo Salvo, bravo. Scusate, ok. Allora, in definitiva posso dirvi che la IMA rimane un'ottima moto per fare questi giri e viaggi. Scomoda, uno si abitua, si adegua, ciuccia poco, ha i suoi difetti, però rimanendo su questo stile che abbiamo noi oggi. Con invece quella di Giovanni, che è il 300 Honda, ti diverti come un matto, perché io lo vedo come fa, come si muove, cioè è un bambino in mezzo sopra una bicicletta che fa quello che vuole. Spettacolo, guardalo. Fantastico. Andiamo piano, noi dietro, che siamo quelli che si fermano sempre per foto, video. Guarda che posto che ti porterò. Eccoci. Allora, siamo pieni di polvere. Guarda qua. Meglio che li sto più lontano. Stiamo scendendo, ormai siamo a Scarfiotti. Quindi questa avventura su in questo meraviglioso posto per quest'anno è terminata. Ora abbiamo dei bei tornantini di polvere. Guarda là, che bello che scende giù. Mamma mia, Piemonte ragazzi, le Alpi. Bene, ci vediamo in Scarfiotti, che andremo a farci la doccia, mangiare, riposare, caricare tutto, e poi prepariamo tutte le borse e tutto per domani, perché si parte e si va verso Limone passando delle belle strade anche domani. Ciao! Ma io dico, vuoi non guidare in strade pazzesche su sti paesaggi qua? Cioè, ma dimmi tu. Amici, bella la moto. Posso farvi vedere l'ultima cosa? Vi prometto, l'ultima cosa che vi faccio vedere solo oggi, a parte questa Suzuki. Cioè, Norvegia.
Guarda, paura. Vorrei mettermi là sotto e farmi il bagno. Che cos'è? Che cos'è? Guarda che anche Salvo apprezza. Guarda Salvo che apprezza. Bravo ragazzi. Mamma mia, ma che cos'è? Allora, lascio Max e Giovanni a fare 2 chiacchiere. Adesso andiamo in tenda, così sistemo le cose, mi prendo le cose per farmi la doccia e finalmente ci facciamo una bella doccia calda, 2,50 € qua a Scarfiotti. Stasera cena alle 7:30, ci spacchiamo di cibo, poi spero di addormentarmi tipo alle 9 dalla stanchezza, proprio distrutto. Domani mattina sveglia presto e si parte, direzione Limone, campeggio a Limone, però passeremo per Assietta, Finestre, andiamo in Francia, facciamo 2 passi di cui uno è l'Agnello per entrare in Italia, poi scendiamo giù per vicino alla Gardetta, forse facciamo i Cannoni, ma forse no, adesso vediamo, e poi campeggio, e il giorno dopo sale. Rimanete con noi. Oh, che bello essere stanchi e felici. E guardate dietro, che bello. Non è uno spettacolo, eh? Le nostre bimbe e il nostro campeggio là dietro. Chissà che caldo che farà in tenda. Bene ragazzi, ho lasciato l'attrezzatura in tenda perché torno a Scarfiotti. È finito il nostro secondo giorno in cui siamo saliti nel Sommelier e passiamo l'ultima notte qua nel nostro solito parcheggio di questo bel rifugio Scarfiotti che ci ha appena fatto mangiare a soddisfazione. Cioè, ma guardate che muro di montagna che abbiamo davanti, e da qua non si capisce. Comunque, torno lì perché utilizzo il servizio bagno, mi lavo i denti, faccio le mie cose. Ci siamo già fatti la doccia per fortuna subito dopo il giro perché veramente eravamo pieni di polvere e sudati tanto. Vado, sistemo tutto, gli ho lasciato il mio power bank, gentilissimi, che me lo carica tutta la notte, poi domani mattina a colazione me lo riprendo e partiamo. Domani terzo giorno, siamo carichi, stanchi, sì siamo stanchi ma carichi e sempre positivi. È un bel gruppo, sono contentissimo perché ho proprio un bel gruppo, tanta esperienza, io sono sempre il più giovane ma ci stiamo divertendo. È un piacere anche stare 2 ore qui seduti a berci una birra, 2 e scherzare. Ecco, un saluto poi, anzi vi saluto adesso perché in tenda devo sistemare robe e poi addormentarmi. Ciao, ci vediamo domani mattina con sveglia alle 6, prepariamo tenda e tutto e partiamo. Ciao!